Nei nostri comuni abbiamo sempre di più una carenza di personale che è stimabile in Veneto intorno al 30%, parliamo di circa 1500 dipendenti in meno, soprattutto concentrati in alcuni settori, che sono i settori tecnici, i settori finanziari e quelli dell'innovazione digitale. Le normative che cambiano, le criticità, le difficoltà oggettive nella gestione della macchina comunale e della burocrazia, la mancanza cronica di personale nella polizia locale, c'è poi il nodo dei segretari. In Veneto ne mancano il 50%, motivo che porta una persona iscritta all'albo a seguire anche fino a 5 comuni contemporaneamente. Per venire incontro alle necessità dei comuni e della regione, ANCI Veneto ha presentato una nuova piattaforma per offrire formazione sempre aggiornata ai dirigenti e dipendenti pubblici. Ci concentriamo molto sul dare supporto e formazione soprattutto ai comuni quelli più piccoli, che sono la stragrande maggioranza qui in Veneto e che sono anche coloro che soffrono di più della mancanza di personale. Abbiamo letto di sindaci che si mettono a fare i vigili piuttosto che sindaci che si mettono a guidare lo scuolabus. A volte chiediamo semplicemente di avere gli strumenti base per poter operare, che sono almeno il numero minimo di dipendenti necessari. Ecco, oggi non sono garantiti, però devo dire che attraverso la formazione riusciamo ad alimentare questo modello veneto che spesso il nostro presidente Luca Zaia richiama e incarna nel suo operare quotidiano. Ecco, noi ci concentriamo sulla formazione. Dal 2012 sono state erogate oltre 2.250 ore di formazione frequentate da circa 80.000 iscritti. 325 comuni aderenti ad ANCI, l'obiettivo è quello di arrivare a 400 su 560 comuni veneti e avviare inoltre a Treviso un rapporto di complementarietà con l'Associazione Comuni Marca Trevigiana. Questo strumento, e ringrazio ANCI di averci coinvolto come province venete, è uno strumento utile, dinamico, flessibile, aggiornato. La formazione è fondamentale per riuscire a dare risposte ai cittadini, darle corrette, quindi ben venga oggi un altro bel passo in avanti fatto.